Ok, buongiorno, stavo per dire buonasera, buongiorno a tutti, buongiorno Chiesa, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando da casa oppure dovunque tu sia. E oggi è domenica, un'altra settimana è passata, all'anno ne abbiamo soltanto 52, spero che l'abbiate vissuta bene, senza troppi rimpianti, senza troppa amarezza. E anche se tu l'avessi passato in un modo alquanto orribile, in questo momento ti chiedo di lasciare un attimino quelle preoccupazioni da parte, perché in questo momento è il momento del nostro culto, è il momento di stare qui in chiesa con i fratelli, alla tua destra, alla tua sinistra, davanti, dietro. Ci sono delle persone che Cristo chiama la sua sposa. E se noi davvero crediamo che Cristo, Gesù, nostro Signore, è davvero il nostro Signore, dobbiamo effettivamente pensare un attimino al fatto che, caspita, la persona di fianco a me è la sposa di Cristo, è parte della sposa di Cristo, una persona molto importante per Cristo. Quindi se Cristo è molto importante per me, anche la sua sposa è molto importante. Ed è questo davvero che ci unisce, no? Questo senso comunitario di Chiesa. Perché certo possiamo lodare il Signore quando siamo da soli, possiamo lodare il Signore mentre siamo sperduti in mezzo alle montagne, ma venire in chiesa insieme ai nostri fratelli è davvero un'esperienza unica. Come unica è stata l'esperienza di ieri sera, quando abbiamo introdotto, quando abbiamo aperto, com'è che si dice? Inaugurato, grazie, inaugurato il nostro movimento dei giovani adolescenti e preadolescenti. Quindi se vedete qualche ragazzo con questa maglietta o quell'altra maglietta, arrivate pure da loro e diteli: oh wow, ma com'è andata ieri? Cioè, ho sentito tante cose, la live non stava funzionando, quindi non sono riuscito a vederlo, com'è andata? Quindi potete chiedere insieme. E insieme vi chiedo di alzarvi in piedi per pregare, per iniziare il nostro culto. Preghiera è sempre un caposaldo della nostra fede, un caposaldo di quello che noi possiamo fare insieme, tanto che Gesù ci dedica un pezzo molto importante del suo sermone sul monte su questo. Perciò preghiamo insieme come comunità. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme, di lodarti, di celebrarti, e ti ringraziamo, Padre, per i nostri fratelli, per la nostra Chiesa, le nostre comunità e le nostre famiglie. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento, chiediamo, Padre, che tu possa davvero scendere, entrare in questa Chiesa, entrare nei nostri cuori e poter lavorare attraverso la lode, attraverso l'adorazione e attraverso la parola che potremo sentire. Padre, ti prego di accettare la nostra umile lode come un profumo soave a te. Tutto questo noi lo vogliamo dedicare a te, solo a te, perché solo tua è la gloria. In nome di Gesù, amen. Innalziamo questa lode al Signore, all'unico che è degno di ogni lode, di ogni glorificazione, e quindi gioiamo nella sua presenza, perché Lui è qui questa mattina insieme a noi. Sei tu l'unica ragione dell'adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza, oh Gesù. Signor, mi hai sempre aiutato e la tua salvezza mi hai donato. Oggi ho gioia nel mio cuore, col mio canto ti loderò. Io ti loderò, ti glorificherò.
lodare il Signore e a dire che noi siamo qua su questa terra per adorare Lui, soltanto Lui, per poter rendere grande il suo nome, e ogni nostra lode deve andare sempre a Lui. Quindi noi oggi siamo qui riuniti per poter portare questa adorazione al Signore. Lasciate tutte le problematiche, le difficoltà alle spalle, perché qui siamo nella presenza del Signore, qui siamo in comunione, lo Spirito Santo è in mezzo a noi, e quindi che il Signore possa darci la pace che tanto vogliamo, che possa darci la sicurezza che tanto desideriamo. E quindi innalziamo i nostri canti a Lui, alziamo le nostre voci e sentitevi liberi di adorare il Signore, perché il Signore è qui, in mezzo a noi. Accesso al cuore del Padre, il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti accesso al cuore del Padre, il velo che separava mai più separerà.
so, a me riempie il cuore di gioia questo momento in cui noi possiamo adorare il Signore, in cui possiamo avere la libertà di poter adorare Lui, rendere il suo nome grande. Mi riempie il cuore di gioia il fatto che il Signore ha scelto ognuno di noi per glorificare il suo nome su questa terra. Ha scelto ognuno di noi con le nostre capacità, incapacità, con le nostre fragilità, con le nostre competenze, con le nostre insicurezze, per poter rendere grande il suo nome. E è una responsabilità così grande che magari fossi io non l'avrei affidata a una persona così instabile come me. Però il Signore ci ama perché noi siamo i Suoi figli, e questo amore, non so, è così grande, è così immenso, è così pieno, è così completo e perfetto, che quando lo riceviamo non possiamo far altro che lodare il Signore, non possiamo far altro che chiudere i nostri occhi, arrenderci a Lui e dedicare tutta la nostra anima e tutto il nostro essere a Lui. Quindi continuiamo a lodare il Signore, a dichiarare che Lui è grande, a dichiarare che noi vogliamo lodare Lui, che vogliamo continuare a stare nella Sua presenza per il resto della nostra vita. Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo
sei re, sei re, sei re. Signore Padre, grazie per questo momento, grazie per questa lode, grazie per tutti i cuori che ti stanno adorando, per tutte le persone che sono qui nella tua presenza per cercare una risposta da te, per cercare conforto in te, Signore. Benedici le loro vite con la tua presenza, Signore. E non smetterò mai di ringraziarti, Signore, per la possibilità che ci dai di essere qui questa mattina. È un dono prezioso che tu hai dato all'Italia, Signore, è un dono prezioso che tu hai dato ad ognuno di noi, Signore. E ti ringrazio anche per averci scelto per poter fare la tua opera. Ti ringrazio perché hai visto le potenzialità che ci sono in noi, o meglio, che in noi la tua potenza si può manifestare, Signore. E ti chiedo che non possiamo mai allontanarci dai tuoi cammini, Signore, che non possiamo mai allontanarci dalla tua parola, che possa essere davvero una lampada al nostro piede, Signore, che possa illuminare i posti dove andiamo, che possiamo portare luce, Signore, in questa terra piena di tenebre, Signore, in questa terra che ha bisogno, che ha un disperato bisogno di te, Padre. Che la tua lode possa risuonare, Signore, che la tua lode possa impattare questo mondo, Signore, ma non perché sono delle canzoni belle, ma perché c'è la tua presenza, c'è la tua adorazione in ogni canzone, in ogni nota, in ogni accordo, Padre. Ti ringrazio, Signore, perché hai grandi piani, ti ringrazio perché hai salvato ognuno di noi, vuoi salvare ognuno di noi, Signore. Ti ringrazio per il perdono dei nostri peccati, ti ringrazio per aver mandato Gesù, non solo per morire per noi e per salvarci, ma anche per farci capire che non siamo soli nelle sofferenze di questa terra. Hai pensato a tutto per noi, Signore, ed è un amore così indescrivibile, Padre. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Nel buio più profondo tu sarai la luce, in mezzo alla tempesta tu ci salverai, perché sei buono. Sì, tu sei buono, la nostra speranza, la nostra fiducia, sei tu, Gesù. La nostra speranza, la nostra fiducia, sei tu, Gesù.
Signore, abbiamo appena dichiarato che Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fiducia e che desideriamo di più di Te, Padre, che Tu possa darci ogni giorno di più di Te, Signore, che possiamo ogni giorno sempre più avvicinarci a Te, Signore, alla Tua parola, a pregare, Signore, a cercare la Tua presenza, Signore, che molte volte ci sembri lontano, ma siamo noi che non Ti stiamo cercando, Padre. E Signore, mostraci cosa manca, mostraci come arrivare, Signore, come poter desiderare sempre di più di Te ogni giorno, Signore, che Tu possa mostrarci la via verso l'eternità, Signore, che Tu possa continuare ad amarci, Padre, che Tu possa continuare a desiderare di avere un rapporto sempre più personale con noi, Signore, che in realtà sappiamo che Tu lo desideri, Padre, ma a volte c'è comunque la paura che Tu possa allontanarti, che Tu possa non volerci più, Padre. Ed è umano sentirsi così, ma la verità è che Tu ci vuoi sempre, Signore, Tu hai sempre le braccia aperte verso di noi, Signore. E quindi, Signore, che Tu possa dare conforto a tutte le anime, a tutti i cuori che Ti stanno cercando, a tutti quelli che si sentono soli, a tutti quelli che stanno affrontando problemi grandi nelle loro vite, Signore, che possano ricordarsi che hanno un Dio che è molto più grande dei loro problemi, un Dio che è molto più potente, un Dio che è molto più amoroso di quello che il nemico vuole farci pensare, Signore. E Ti ringrazio, Padre, Ti ringrazio per la Tua presenza qui oggi, Ti ringrazio perché so che la parola che verrà data dopo, Signore, sarà una parola ai cuori delle persone qui stamattina, Signore, sarà ai nostri cuori, che Tu hai già preparato questa parola, Signore, e magari nonostante gli imprevisti, Signore, scopriremo che sarà la parola giusta, sarà la parola di cui abbiamo bisogno, Signore. E continua quindi a prenderti cura della Tua Chiesa, Padre, continua a mostrare la Tua presenza in questo posto, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Se no cade tutto. Sì. Molto bene. Il testo del quale vi vorrei parlare oggi lo possiamo trovare in Matteo 5. E mentre aprite le vostre Bibbie in Matteo 5 vi voglio raccontare un po' di quella che è stata la mia settimana, perché la mia settimana è stata alquanto bene, è stata bella, piacevole, niente di male, fino a ieri, quando inspiegabilmente la predica che avevo preparato per oggi è misteriosamente scomparsa dal mio computer senza alcuna spiegazione, e quindi il tema del messaggio è già cambiato tipo 3 volte credo, e vorrei solamente dirvi questo per 2 motivi. Punto numero 1, se c'è qualcuno qui che ha più fede di me e che ha pregato: Signore, io non voglio più sentire parlare della seconda lettera di Timoteo, per favore, non ne voglio più sentire parlare, beh, complimenti, Dio ti ha ascoltato, non so perché, ma principalmente perché in un momento del genere naturalmente mi è salito il panico, perché, caspita, tutta la preparazione che avevo fatto, scomparsa così, senza nessuna spiegazione. Eppure anche in quei momenti di panico servono per la crescita della fede, perché in quel momento in cui ti accorgi: wow, il Signore è davvero in controllo su tutto, il Signore davvero può far così crollare il terreno sotto i tuoi piedi, come così renderlo stabile come una roccia. E in quel momento in cui stavo pregando, appunto, chiedendo: Signore, ti prego, fammi trovare sta predica, magari l'ho nascosta in qualche cartella, magari l'ho cestinata per sbaglio, mi sono ricordato che anche queste difficoltà ci portano più vicino a Cristo, perché di solito noi preghiamo sempre quando siamo nella difficoltà. Scorsa domenica abbiamo visto un pezzo del Sermone sul Monte che è inaugurato in Matteo 5, che riguardava il Padre Nostro, e io ho scelto di portarvi un altro pezzo molto famoso di questo sermone, che lo possiamo trovare nel versetto 15 di Matteo 5.
in cui Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Preghiamo insieme. Padre nostro, ti ringraziamo per questa opportunità, ti ringraziamo di nuovo per poter essere qui senza essere perseguitati, avere questa libertà di poterci riunire sotto il tuo santo nome. Ti ringraziamo, Padre, per questo luogo che abbiamo, ti ringraziamo per i mezzi che ci hanno portato qui e ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo di leggere e studiare la tua parola. Padre, ti prego di benedire questo momento affinché sia compiuta la tua volontà, affinché sia dettato il tuo messaggio e affinché le tue scritture possano essere proclamate su tutta la terra. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. In Matteo 5, come ho detto, Gesù inizia quello che viene chiamato il sermone sul monte. Qualcosa di molto interessante perché Gesù non ci insegna mai a predicare e Gesù predica raramente. L'unica volta in cui davvero prende e assume il ruolo di quello che oggi chiamiamo il predicatore avviene qui, in Matteo 5, 6, 7. E Gesù, come un buon battista, vorrei dire, prende il suo sermone, lo divide in 3 punti, un'introduzione, un corpo, una conclusione. Il corpo poi lo suddivide ulteriormente in altri 3 punti e questi 3 punti in altri 3 piccoli gruppi di versetti che molto probabilmente nella vostra Bibbia sono separati da dei piccoli spazi. E per apprezzare appieno quello che è il sermone sul monte dobbiamo prima capire il contesto. Il contesto qual era? Gesù che si rivolge a una folla. Questa folla però voglio sottolineare come fosse composta da persone come noi. E vi dirò ancora di più, da dei nessuno, perché questo è un momento durante il ministero di Gesù che è agli albori. Perciò la folla che effettivamente seguiva Gesù, molto probabilmente, era composta da persone che avevano sentito che Gesù guariva, quindi stavano cercando una guarigione, quindi persone disabili, quindi persone con mancanze, con deficienze, che all'epoca erano considerate davvero il gradino più basso della società, probabilmente poveri stavano seguendo Gesù, perché di nuovo era un uomo che stava camminando in giro e stava promettendo grandi ricchezze. Le stava promettendo nei cieli, ma magari quella parte non era passata. Quindi stiamo parlando di persone povere, persone malate, persone che erano ai margini della società, probabilmente persone che non avevano un impiego, che non avevano un lavoro che le occupasse. Questo è il pubblico del sermone sul monte. E a questo pubblico, a queste persone, Gesù fa qualcosa di inaudito. Parla di loro di un regno dei cieli. Un regno nel quale è possibile toccare con mano la volontà di Dio. Un regno perfetto, un regno in cui non c'è più la carestia, in cui non c'è più la fame, in cui non c'è più la fatica, in cui non c'è più il dolore. E Gesù promette a queste persone questo regno. Dice a loro che voi potete essere questi cittadini di questo regno. Ed è qualcosa di inaudito perché questo regno non rappresenta semplicemente un'utopia, no? Non rappresenta semplicemente felicità o realizzazione o cura. Questo regno, seguendo tutto il filo rosso che collega l'Antico Testamento, questo regno rappresenta la promessa. Non una promessa fatta a qualche patriarca che poi si è risolta, no, la promessa con la P maiuscola che Dio sin dal principio ha fatto al suo popolo, un mondo perfetto in cui si può toccare la volontà di Dio, una salvezza per un mondo che è andato decadendo, una promessa che possiamo ricollegare sin dalla Genesi. E quella promessa oggi si espande a noi, Chiesa, non più semplicemente al popolo di Israele collegato dal sangue, ma a noi come Chiesa. Quel patto che Dio ha stretto con Adamo, Abramo, Isacco, Giacobbe e tutta la sua discendenza, oggi è disponibile a tutti noi mediante il perfetto compimento della promessa che è il nostro Signore Gesù Cristo. Continuando il sermone sul monte, che inizia con queste beatitudini, che solo lì è raccolto un messaggio così di impatto, arriviamo a dei versetti molto famosi, no? Voi siete il sale, voi siete la luce. E oggi mi vorrei concentrare solo sul versetto 13, il sale.
Immagino che molti di voi abbiano già sentito di questo versetto, un versetto alquanto famoso, e di come subito una lettura superficiale possa apparire del significato abbastanza chiaro. Certo, il sale, tutti noi abbiamo avuto esperienza di mangiare qualcosa con poco sale, tutti noi abbiamo avuto esperienza di mangiare qualcosa con troppo sale, quindi sappiamo molto bene l'immagine che Gesù sta evocando. Ma a parte questa lettura superficiale, io vi vorrei portare un pochino più a fondo, perché il sale come immagine, come simbolo, viene utilizzato più volte nella Bibbia, e nella mentalità delle persone che stavano ascoltando Gesù era un'immagine molto, molto forte. Ad esempio, in Levitico 2,13 troviamo più e più volte questo sale nominato. E sta scritto: condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte metterai del sale. L'offerta di oblazione, una delle tante offerte, uno dei tanti sacrifici che venivano fatti nell'Antico Testamento al Tempio di Dio, e in particolare l'offerta di oblazione era un'offerta di consacrazione, era un'offerta che veniva fatta o per consacrare un nuovo altare, oppure per consacrare una vita, per consacrare un nuovo periodo di vita. E in queste offerte non poteva mancare il sale, che era il segno del patto fra Dio e uomo. Il sale, oggi noi lo vediamo semplicemente come condimento, ma anticamente aveva una funzione importantissima. Quanti qua hanno un frigorifero a casa? Un frigorifero, un congelatore? Bene, 2000 anni fa non ce l'avevano. 2000 anni fa non esisteva il concetto del compro la carne oggi, la cucino nel fine settimana. 2000 anni fa il sale era l'unico modo per preservare il cibo. E il cibo importante perché, di nuovo, era carne, non era qualcosa che aveva a disposizione tutti i giorni. Perciò il sale, nella cultura dell'epoca, nella cultura antica, era segno di persistenza, era segno di stabilità. E perciò veniva utilizzato ogni volta che si parlava di patti come segni di stabilità di questo patto, come un segno della fedeltà nei confronti del patto. E questo è un concetto molto vivido nel cuore delle persone che stanno ascoltando Cristo, perché di nuovo nel Vecchio Testamento più e più volte si utilizza un'espressione molto particolare, come possiamo leggere in Numeri 18 e 19, in cui sta scritto: io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne, tutte le offerte delle cose sante che i figli di Israele presenteranno al Signore per elevazione. È un patto inalterabile, perenne, davanti al Signore, per te e per la tua discendenza con te. Un altro versetto, Seconda Cronache 13,5, in cui sta scritto: non dovreste voi sapere che il Signore, Dio di Israele, ha dato per sempre il regno sopra Israele a Davide e ai suoi figli, con un patto inviolabile? Patto inviolabile, se andiamo a leggere nell'originale, tradotto letteralmente dall'ebraico, è un patto di sale. Il sale conservava il cibo, segno di fedeltà, segno di stabilità, ma aveva un'altra importante caratteristica che era rara per i materiali dell'epoca: non bruciava. Il sale non bruciava, era un simbolo di persistenza, e così come il sale avrebbe mantenuto per lungo tempo il sapore del cibo, avrebbe mantenuto buono quel cibo, così il Signore avrebbe provveduto, avrebbe mantenuto il suo patto con i sacerdoti, come abbiamo letto in Numeri, e perciò avrebbe provveduto per loro, e così il Signore avrebbe mantenuto quella promessa di Seconda Cronache sul regno di Israele. Oltre al sapore, che abbiamo detto che è la lettura più superficiale, oltre alla conservazione che il sale aveva, un'importantissima funzione, oltre alla resistenza del sale contro il fuoco e contro altre catastrofi che potevano succedere all'interno della casa, il sale aveva un'importantissima funzione che, di nuovo, oggi, con il tempo, con l'avanzare della scienza e della tecnologia, abbiamo un po' perso. Però il sale è un potentissimo antibiotico. Non so quanti di voi qua hanno avuto il dispiacere, la sfortuna di andare dal dentista, di dover fare qualcosa
ai denti e di ritrovarsi con una ferita dentro la bocca. La bocca non è un luogo piacevole nel quale avere una ferita, decisamente. Da un punto di vista prettamente medico vi dico che è uno dei posti peggiori nel quale avere una ferita, perché quello che c'è di batteri all'interno della nostra bocca, dentro la nostra saliva, è davvero un intero discorso del che potremmo fare. Quando la bocca è totalmente integra, quando la cute della bocca è totalmente integra, questo va benissimo. Sono batteri che aiutano a digerire, sono batteri che aiutano a non lasciare spazio per batteri più nocivi, però quando abbiamo una ferita questo diventa un po' un problema e dobbiamo disinfettare l'area. Oggi utilizziamo antibiotici. Magari qualcuno di voi è stato da un dentista un po' vecchio stile e gli ha consigliato di fare dei risciacqui con acqua e sale, perché il sale è un potentissimo antibiotico e nell'antichità era praticamente l'unico modo che si poteva per pulire e disinfettare qualcosa. E di nuovo questo utilizzo era molto conosciuto. Gesù è molto interessante, utilizza delle immagini che risuonano fortemente con le persone che sono davanti a lui, non utilizza qualcosa di molto astratto ma qualcosa di vivido. In Seconda Re, capitolo 2, dai versetti 19 a 22, c'è questo miracolo che avviene intorno a del sale. E possiamo leggere. Gli abitanti della città dissero a Eliseo, grande profeta del Vecchio Testamento, ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Egli disse, portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Quelli gliela portarono. Egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane e tali sono rimaste fino ad oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciata. Ora, voglio ben chiarire che l'esigua quantità di sale che era presente in quella scodella non avrebbe permesso di disinfettare quella fonte, ok? Qua stiamo davvero davanti alla testimonianza di un miracolo di Dio, non c'è nessuna spiegazione razionale. Però è molto interessante che comunque il Signore decide di purificare quelle acque attraverso il sale. Il Signore decide di rinnovare quella sorgente, di dare una nuova vita a quella città, perché di nuovo una città senza acqua non è una città, non è un posto nel quale effettivamente una popolazione può persistere, però attraverso quel sale il Signore purifica quelle acque ed è attraverso il sale che il Signore utilizza come simbolo per purificare quella che è la nostra vita, quella che è la nostra Chiesa, quello che è il nostro futuro. Un altro utilizzo molto importante del sale lo possiamo trovare in un'immagine molto più pesante che è in Ezechiele, capitolo 16, versetto 4, in cui sta scritto in una delle profezie di Ezechiele, quanto alla tua nascita, il giorno che nascesti l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Il sale veniva utilizzato per aumentare le probabilità di vita di un bambino. Noi spesso non ce ne accorgiamo, però la mortalità infantile fino a 50 anni fa era 10 volte tanto quella che abbiamo oggi. Noi oggi possiamo parlare di mortalità infantile come una decina di morti ogni migliaio. Nei paesi più sviluppati 9, 8, 7, ogni anno che passa scende questa cifra. Nell'antichità la mortalità infantile era una percentuale, erano 8 bambini ogni 100. Quindi il sale era qualcosa che nel cuore delle persone che stavano ascoltando Cristo in quel momento evocava un'immagine forte, un'immagine di vita, un'immagine di persistenza, un'immagine di sano. E questo magari si è un po' perso, però le parole di Gesù non cambiano. Voi siete il sale della terra. Sapendo adesso questi significati e ritornando a quel versetto 13 di Matteo 5, voi siete il sale della terra. Cosa intende davvero Gesù quando dice voi siete il sale della terra? Innanzitutto ci ricorda e ricorda alle persone intorno a noi
l'eternità del patto. Il patto di sale, che in italiano possiamo tradurre come un patto inviolabile, un patto eterno, completato attraverso il sacrificio di Gesù. Perché ricordiamoci, a noi non servono più sacrifici, a noi non servono più oblazioni, a noi non servono più offerte di libazione, a noi non serve più niente del genere. Perché Gesù è venuto e si è reso sacrificio perfetto. Perciò non ci sono più carni condite con sale, non ci sono più fuochi nel quale bisogna buttarci dentro il sale, solo grazie a Gesù. Se Gesù non ci fosse, tutta la Bibbia cadrebbe, perché tutta la Bibbia racconta la storia di Gesù. Tutto il Vecchio Testamento annuncia questo Messia, questo Cristo, questa figura che sarebbe venuta per fare l'ultimo sacrificio. Quella figura che sarebbe venuta per poter dire, questo è il mio patto e oggi questo patto io lo apro a te. Perciò voi siete il sale della terra. La Chiesa di Dio è sale della terra. È una prova a tutte le persone intorno che il patto c'è, è qui, è vivo. E in più, così come il sale, la Chiesa di Dio non sarà bruciata, la Chiesa di Dio non sarà eliminata, la Chiesa di Dio non sarà vinta. Rispetto a tutte le difficoltà che noi possiamo trovare nella vita, rispetto a tutte le persone che possono venire contro quella che è la Santa Chiesa di Dio, Gesù ci assicura che le porte dell'Ades non la potranno sconfiggere. E l'Ades è una figura molto forte nella mentalità dell'epoca, perché non solo rappresenta l'oltretomba, ma rappresenta un punto di passaggio a senso unico. E Gesù, davanti a quelle persone e davanti a noi oggi, perché la Bibbia è parola viva di Dio, ci dice: tu sei la mia Chiesa, tu non potrai essere vinta. Ci potranno essere governi contro di te, ci potranno essere persecuzioni e anzi ci saranno persone che ti odieranno, ci saranno persone che ti vorranno morto, ci saranno persone che non ti vorranno al lavoro, però tu continuerai a persistere perché tu sei la mia Chiesa. Voi siete il sale del mondo, ci dice il Signore. Voi non sarete eliminati, voi non sarete sconfitti perché io, Signore Gesù Cristo, ho sconfitto la morte per voi. Questa Chiesa, questo sale è anche purificazione. Questo sale salutare, disinfettante, purificatore nel mondo. Voi siete il sale del mondo, voi siete il sale che cura, voi siete il sale che previene le malattie, voi siete il sale che elimina le malattie. Voi, Chiesa, tutti noi, io, te, noi siamo il sale della terra. C'è un bellissimo versetto che non ho messo nelle slide, ma in Efesini, capitolo 1, gli ultimi versetti di Efesini, capitolo 1, sta scritto dal versetto 20. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, al di sopra di ogni autorità, al di sopra di ogni potenza, al di sopra di ogni signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. E qua arriva la parte importante: ogni cosa egli, il Signore, Dio, il Creatore, ha posta sotto i suoi piedi Cristo Gesù, e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Voi siete il sale della terra, voi siete il compimento di quello che Gesù ha fatto. Voi siete corpo fisico, palpabile di quella che è la mia presenza. Questo è quello che Gesù sta dicendo a quelle persone. Voi siete il sale della terra. Voi siete qui per curare, voi siete qui per salvaguardare, voi siete qui per testimoniare, voi siete qui per andare a toccare le persone. Spesso ci concentriamo nel prendere le persone e portarle in chiesa, e spesso ci dimentichiamo l'importanza di prendere la Chiesa
e portarla alle persone e fare in modo che la Chiesa davvero abbia una presenza, davvero possa andare lì e toccare e farsi sentire. La Chiesa ha come scopo di essere conosciuta. L'ultimo comandamento che ci dà Gesù, che secondo me dovrebbe essere anche il primo nel quale ci dovremmo concentrare, nei 4 Vangeli è: andate e fate i discepoli, andate e testimoniate, andate e siate sale. Sale, mostrate a queste persone che cos'è il patto, spiegate loro chi è Gesù Cristo, testimoniate, siate perenni, siate un simbolo vivo di salute, di cura, perché alla fine Gesù è venuto per fare quello, no? Curare i malati, liberare i prigionieri, trasformare cenere in un diadema. E il sale nel Nuovo Testamento non viene soltanto utilizzato come immagine da parte di Gesù, ma viene anche utilizzato da Paolo in qualcosa di molto interessante, in un versetto un po', pesante, come in verità un po' tutti i versetti di Paolo, che lo possiamo trovare in Colossesi, capitolo 4, versetto 6. E questo versetto vi invito, se avete modo, non so quanti di voi al lavoro hanno quel collega, non so quanti di voi al lavoro hanno quel capo, che non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di dettagli, però se avete modo negli ambienti in cui frequentate quella persona, mettete questo versetto come vero e proprio ricordo di quello che la Bibbia ci chiede di fare quando si tratta di interagire con qualcuno di fastidioso, quando si tratta di interagire con qualcuno che non sopportiamo, quando si tratta di interagire con qualcuno che non è credente, con qualcuno che vive in un modo totalmente dissociato da quella che è la via del Signore. Perché in Colossesi 4, versetto 6 sta scritto: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. E spesso questo versetto l'ho già visto utilizzare, soprattutto dalla fascia d'età giovani e adolescenti. Quindi io posso dire le cose come stanno, io posso andare da quel fratello e dirgli le cose in faccia, perché non sto mentendo e Paolo mi dice che io devo parlare condito col sale, quindi deve essere qualcosa di duro, un pugno in faccia a quel fratello? No, assolutamente, perché il versetto inizia con: il vostro parlare sia sempre con grazia. E spesso ci dimentichiamo di questo dettaglio, la grazia. Perché quando ci permettiamo di giudicare un fratello, una delle cose che stiamo facendo è guardare la sua vita e dire: caspita, quell'errore che lui sta facendo io non lo farei mai. Non posso capire davvero come gli possa saltare in mente di fare un errore del genere. Però spesso ci dimentichiamo che anche grazie a Dio il fatto che tutti i nostri errori, tutti i nostri peccati non siano rivelati all'istante, ma siano rivelati progressivamente. Chi qua dentro è più vecchio nella fede conosce bene questo concetto, questa mentalità che nel corso della tua vita guardi indietro e scopri quel peccato che stavo compiendo, che fino a ieri non avevo ancora realizzato che era un peccato, quell'errore che ho compiuto durante tutta la mia gioventù e che solo oggi sono riuscito a liberarmene. Anche quella è grazia di Dio, la grazia di svelare a poco secondo il suo disegno. Perciò, di nuovo, parlate con grazia, condito con sale, ma per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Perché di nuovo, voi siete il sale della terra, voi siete Chiesa, voi siete corpo vivo di Cristo. Gesù nel discorso del monte stava parlando alla sua futura Chiesa, una Chiesa che può salvare le persone attraverso il contatto, perché il sale non fa nessun effetto se prima non tocca. Però la Chiesa deve uscire e andare a salvare le persone, toccandole, andando a toccare lì, sì, dove fa male, ma sempre portando grazia. Perciò Gesù, dicendo voi siete il sale della terra,
stava dicendo a quelle persone: voi siete la mia Chiesa, in voi le promesse di Dio si manterranno ed è attraverso voi che mi conosceranno, attraverso la vostra azione, attraverso la vostra cura. Perciò, ricollegandomi a Colossesi, parlate in modo spirituale, in modo sano, appropriato. Parlate in modo gentile, sensibile, avveduto, sincero, amorevole. Parlate in un modo ponderato e avendo una parola buona per ognuno. Non parlate per giudicare, non parlate per portare il castigo di Dio, non parlate per far scendere fuoco e fiamme dal cielo contro quel villaggio che non ti ha riconosciuto, ma parlate con grazia. Parlate con grazia condito dal sale che è la verità. Condito con quel sale che è il patto, condito con quel sale che è la promessa che Dio ha fatto attraverso tutto il Vecchio Testamento, attraverso la vita di Gesù Cristo e attraverso il suo sacrificio, attraverso la sua resurrezione, attraverso tutto il Nuovo Testamento. Voi siete il sale del mondo. Ed è questo mondo, questa terra, che vedendo questo sale vedrà la differenza e la potenza di Dio in mezzo a noi. Voi siete il sale della terra, noi siamo il sale della terra. Siamo qui per preservare, siamo qui per sanare mediante Cristo l'ambiente che ci circonda. Noi come Chiesa, noi come sale della terra non verremo sconfitti, non verremo fatti scomparire, non verremo dimenticati. Noi come sale della terra siamo qua per portare cura, per portare guarigione, per far conoscere le persone a Cristo. Questo è quello che Cristo ci sta dicendo con quel semplice versetto, quella semplice immagine: voi siete il sale della terra, voi dovete continuare a portare sapore, voi dovete continuare a portare guarigione, voi dovete continuare a preservare, dovete continuare a portare avanti questo patto di sale che è il mio patto che oggi sto dando a voi. Preghiamo insieme come comunità, come davvero questa unione di questi tanti piccoli granelli di sale che magari da soli non fanno, ma che insieme possono rappresentare davvero una forza, possono davvero rappresentare cambiamento all'interno della nostra Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, per questa parola che abbiamo potuto ascoltare oggi. Ti ringraziamo per la nostra Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, per la fiducia che hai posto su di noi, per continuare con questo compito, continuare con questo patto. Ti ringraziamo per questo patto inviolabile, per questa promessa che ci hai fatto sin dai secoli prima della nostra nascita, e ti chiediamo, Padre, di darci la capacità, di darci l'occhio, di darci la visione necessaria per poter essere sale in questa terra. Ti chiediamo, Padre, che tu ci possa benedire, che tu ci possa dare la saggezza necessaria per poter parlare con grazia, per poter parlare condito con sale in modo amorevole, buono, sincero. Padre, ti chiediamo che tu possa illuminare le nostre vite e poter prendere questa verità che ci hai già detto, già svelato nella tua parola e poterla fare entrare nei nostri cuori, affinché possiamo cominciare a vivere questa promessa e questa verità. Ti chiediamo che tu possa benedire il restante di questo culto, che tu possa benedire la nostra Chiesa, benedire i fratelli che magari oggi per un motivo o per l'altro non sono riusciti a venire. Ti chiediamo, Padre, che tu possa scendere, che tu possa far sentire nei nostri cuori questo sale del quale tu stai parlando. Su questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi per il momento dell'offerta, e con questo momento dell'offerta vi vorrei anche un po' parlare di quello che è successo qui ieri. Ieri sera c'è stato un nuovo incontro dei nostri giovani adolescenti e preadolescenti. Abbiamo sistemato la Sala Nera. Se volete uscire da qui e volete andare a vederla, vi invito ad andare a vederla, perché davvero ci sono stati dei giovani che hanno fatto un lavoro stupendo.
Ieri purtroppo non ha funzionato la live, so che molti la stavano aspettando, abbiamo avuto dei disguidi tecnici, però ieri è stata davvero una giornata sensazionale, una serata in cui molti giovani, e stiamo parlando di 80 giovani, si sono riuniti per poter lodare il Signore, per poter ascoltare la sua parola. Non so se abbiamo qualche immagine. Sì, abbiamo qualche immagine. Quel barile è stupendo, io ancora oggi non so chi l'abbia dipinto, ma ha fatto un lavoro stupendo. E tutto questo è stato possibile perché una chiesa ha creduto nei suoi giovani, perché dei genitori si sono alzati e hanno detto: è sabato sera, ma decido di portare mio figlio all'incontro. E io davvero vorrei estendere un sincero e caloroso grazie alla Chiesa che ha creduto in questi giovani, alla Chiesa che ha offerto, perché tutto quello è avvenuto con dei costi. La Sala Nera, per chi si ricorda, fino alla settimana scorsa non si riuscivano a sentire due persone che parlavano in contemporanea, c'era troppo rimbombo. Eppure dei fratelli si sono impegnati, sono andati a prendere del materiale isolante, hanno circondato tutte le pareti e adesso l'acustica è davvero migliorata tantissimo. Perciò in questo momento di offerta vorrei ricordare alla Chiesa che ci sono dei risultati visibili, palpabili a quella che è l'offerta. Dietro nel tavolino ci sono le buste per l'offerta e se volete, per onorare questo impegno che questi giovani si sono presi per questo evento, che non è stato semplicemente questo sabato, ma ogni sabato sarà un evento, ogni sabato sarà un incontro, potete prendere quelle buste e scriverci l'offerta per la Sala Nera, oppure l'offerta per i giovani, oppure l'offerta per l'Aga Move, come è il nome che ci siamo dati, e sempre ricordando di come questa offerta sia più un restituire a Dio un po' di quello che ci ha dato. Perciò passo la parola alla lode, ricordando alla Chiesa di come le offerte rendono possibili tutto questo, di come le offerte rendono possibili magliette, sedie, materiale isolante, palco, luci, proiettori, e di come queste offerte rendono possibile al corpo di Cristo di riunirsi insieme. Sei tu
Signore, ti ringrazio per le decime, le offerte che sono state date a te questa mattina, Signore, e ti chiedo che verranno gestite nel modo migliore, secondo la tua opera, secondo la tua volontà, Padre. Grazie perché ci hai dato un lavoro ad ognuno di noi, ci hai dato un modo di avere delle entrate, Padre, e anche in questo ti prendi cura di noi, Signore. Ti ringrazio davvero per tutti i cuori disponibili anche che si sono messi a disposizione per poter sistemare la sala nera, Padre. Benedici le loro vite e hanno fatto un lavoro prezioso, Signore, per la tua gloria, Padre. E ti ringrazio per tutto questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Vi rubo soltanto altri 2 secondi per gli annunci, che ne ho solamente 2. Il primo è che ieri sì, c'erano un'ottantina abbondante di giovani, ma comunque abbiamo raggiunto la cifra 100 grazie ai genitori che sono venuti. Ora, i genitori fanno parte di famiglie che possono contenere un giovane, adolescente e preadolescente, ma anche dei bambini. Quindi noi il sabato abbiamo questa nuova opportunità, che sono i bambini che vengono perché giustamente il genitore non li vuole lasciare a casa da soli. Quindi vi estendo questo invito a parlare con Emanuele oppure con altri membri della scuola domenicale, perché non si potrà più chiamare domenicale, perché a quanto pare dovremo fare anche una piccola classe per il sabato. Quindi se vuoi lavorare con i bambini, se ti interessa lavorare con bambini, se hai mai toccato l'argomento di forse è un ministero nel quale mi posso buttare, trova Emanuele, sempre Emanuele, su quella manina, eccolo lì, che per chiarire, per parlare, per poter anche partecipare a questa nuova tappa della nostra Chiesa, a questa nuova possibilità che la Chiesa ha. Sono un avido sostenitore di quel versetto che dice che i figli sono benedizioni di Dio, anche perché se non lo pensassi, cosa sono io agli occhi dei miei genitori? Non lo so. Perciò così questi bambini, queste nuove piccole persone che vogliono partecipare al nostro sabato non sono un impiccio, non sono un peso, ma sono benedizioni, sono opportunità per far progredire il regno di Dio. Adesso invece, passando a tutt'altra fascia d'età, ai nostri giovani, a tutti i 19 e sopra, avremo il nostro ritiro, il nostro campeggio a Belluno, i giorni dal 31 al 3 dal 31 ottobre al 3 di novembre. È stato scelto un weekend nel quale cade il 1 novembre, perciò è festa nazionale. Naturalmente sappiamo che è difficile con il lavoro e quant'altro. Potete parlare con Pastor Sandro, che in questo momento non è qui, ma se volete parlargli dite a me che poi gli riferisco il messaggio riguardo a questo campeggio, se potete venire solo a partire dal secondo giorno, se dovete andare via prima che arrivi la fine. Comprensibile, c'è lavoro che richiede tante ore, perciò questo. Finirà la domenica per pranzo, indicativamente, mentre l'inizio sarà comunque verso sera, dato che si tratta di un giovedì. Il costo è di... Mamma mia, devo cambiare gli occhiali? 90? Ok, 90 euro a persona, che potete sempre parlare con Pastor Sandro per capire come, quando, dove, perché. E il posto, per chi non lo conoscesse, è lo stesso nel quale abbiamo anche avuto il campeggio dei bambini e degli adolescenti di quest'anno, ok? A Santa Giustina, davvero un bellissimo posto, nulla da dire. E niente, e basta. Questi erano i 2 annunci, giusto? Sì, non mi sto dimenticando di nulla. Abbiamo anche il Ministero Sociale, che ha sempre bisogno di sia manodopera, per portare effettivamente i pacchi alle famiglie in difficoltà. L'ultima volta che Pastore ce ne ha parlato erano 38 famiglie in Villorba, credo, 38 unità abitative qua in Villorba che avevano bisogno, perciò di nuovo un'altra possibilità che la Chiesa ha di poter andare e toccare con mano le persone bisognose. Perciò potete parlare con Isabella, potete parlare con Maggie, per capire se potete farne parte o anche solo per donare beni di prima necessità a queste famiglie. Ho finito? Sì? No? Boh? Forse? Ah, a posto, finito. Bene, vi invito ad alzarvi in piedi per concludere con una preghiera, sempre ricordando di quel versetto che ormai è diventato, non so come si dica in italiano, staple. Sì, non quel significato volevo, va bene, ma che ormai è diventato il banner
manifesto della fine dei nostri culti che è Giosuè 1,9, ricordando sempre quel famoso, no? Non temere, non ti spaventare, non ti scoraggiare. Perciò con questo versetto in mente vi invito a chiudere i vostri occhi per pregare. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per questa possibilità che abbiamo avuto di stare insieme, ti ringraziamo per questo culto che abbiamo avuto, ti ringraziamo per la lode, ti ringraziamo per la parola, ti ringraziamo per questo posto, ti ringraziamo per l'evento di ieri sera, ti ringraziamo per i nostri giovani, adolescenti, per adolescenti e i nostri bambini. Padre, ti prego di benedire la tua Chiesa, di benedire questo sale che hai lasciato sulla terra, affinché possa continuare ad essere di benedizione per le persone al di fuori, affinché possa continuare ad essere di testimonianza per quello che è il tuo patto. Tutto questo ti chiedo, Padre, insieme al perdono dei nostri peccati e un buon ritorno a casa, nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, Dio vi benedica.